Onorevole Presidente, mi scusi, la vicenda legata al Presidente Antonello Montante, finito alla ribalta della cronaca, qual è il giudizio della Commissione da lei presieduta? Ma guardi, se anticipassi un giudizio in questo momento smentirei quello che ho appena detto, perché anche noi abbiamo bisogno di elementi di conoscenza, perché noi abbiamo ritenuto l'impegno di Confindustria Sicilia importante in questi anni, non meno importante dell'impegno di altre associazioni, perché un'associazione industriale che dice i nostri iscritti non pagano il pizzo è un'affermazione importante. Quindi noi ci muoviamo abbiamo audito il Presidente Montante, il Presidente Lobello in Commissione, quindi noi l'abbiamo considerato in questi anni degli interlocutori. È evidente che allora è un interesse di tutti, come dicevo, dare il nostro contributo perché le cose buone vengano liberate da ogni ombra. Se invece sono da correggere, daremo il nostro contributo per correggerle. Lei poco fa parlava di associazioni anti-racket. Volevo chiederle come mai lo Stato ha lasciato da solo a combattere questa battaglia l'imprenditore di Vibo Valentia. Ma adesso, guardate, noi abbiamo fatto anche un lavoro molto serio sui testimoni. Tra l'altro c'è il collega Mattiello che ha presieduto il comitato, abbiamo fatto una relazione credo molto importante che si tradurrà in un progetto di legge per la modifica della legislazione, che ha dato buoni risultati ma non è perfetta. Quindi io non credo che sia stato lasciato solo l'imprenditore Cutro. Diciamo che e questo farà parte anche dell'impegno che metteremo in Parlamento perché le idee della Commissione diventino leggi.